Bentrovati. Siamo alla stretta finale. Comincia in Senato il dibattito sulla riforma costituzionale e molti cittadini si disinteressano dell'argomento pensando che abbia poca incidenza sulla loro vita, perché evidentemente ritengono che con la Costituzione non si mangia. In realtà, se questa riforma passa così come è prevista dal governo, inciderà e come sul nostro futuro. E personalmente ritengo che il Partito Democratico renziano stia proponendo una riforma molto pericolosa per la nostra democrazia. Sul Fatto Quotidiano, Maurizio Viroli, professore emerito di teoria politica all'Università di Princeton e all'Università della Svizzera Italiana di Lugano, ha elencato alcune ragioni perché questa riforma, così come è strutturata, non sa da fare. Primo, perché si tratta appunto di una riforma della Costituzione. Circa 40-50 articoli sono un cambiamento radicale, non una revisione, cioè una modifica di pochi articoli che non toccano l'equilibrio tra le varie istituzioni. E l'articolo 138 autorizza la revisione e non la riforma. 2. Perché questo Parlamento è stato eletto con una legge elettorale dichiarata incostituzionale e quindi, oltre a ciò che vi ho accennato poc'anzi, questi parlamentari non sono legittimati a discutere di riforme costituzionali. 3. Perché non vi è nessuna ragione per fare questa riforma. Renzi e compagni sostengono che cambiare il Senato serva a snellire il processo legislativo, che ritengono lento e farraginoso, specialmente in tempi di crisi economici e sociali. Ma si contraddicono, visto che con l'attuale sistema bicamerale perfetto Renzi ci dice ogni santo giorno che di aver fatto tante riforme in quest'anno e mezzo di governo, come mai negli ultimi decenni. L'Ufficio Studi del Senato ha calcolato che in media ogni legge viene approvata tra Camera e Senato in 53 giorni. I decreti del governo vengono convertiti in 46 giorni e ogni legge finanziaria in 88 giorni. Non mi pare si possano definire tempi biblici. E i sistemi bicamerali sono la regola nei paesi più grandi e popolosi. Ad esempio, tutti i paesi del G20 lo sono, vorrà pur dire qualcosa. E se il bicameralismo costa troppo, basterebbe dimezzare il numero dei deputati e dei senatori per risparmiare una montagna di soldi. 4. Perché il nuovo Senato pensato da Renzi e dalla Boschi sarebbe eletto dai consiglieri regionali, proprio quei consigli regionali che in questi anni si sono rivelati una spelonca di corrotti. 5. Perché con un sistema elettorale come l'Italicum, il partito che al primo turno prendesse il 30% dei voti, arrivando al ballottaggio, e poi lo vincesse, grazie a un enorme premio di maggioranza avrebbe 340 deputati su 630, quindi la maggioranza assoluta dell'unica Camera legislativa e dunque il capo del governo che esprimerà il partito vincente avrà un potere enorme. Per cui se andasse in porto questa riforma costituzionale avremo un Presidente del Consiglio che diventerebbe un uomo solo al comando, esattamente il contrario della democrazia parlamentare. 6. E poi c'è l'articolo 2 della riforma di cui si sente discutere spesso. Nel primo passaggio al Senato il comma 5 dell'articolo 2 della riforma recitava: la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono eletti. Nel passaggio successivo la Camera ha sostituito nei quali con dai quali. Può sembrare un dettaglio insignificante il cambio di questa preposizione, ma non lo è affatto. Nei quali si afferma che i futuri senatori saranno scelti tra i consiglieri eletti nei vari consigli regionali, mentre con dai quali i nuovi senatori saranno eletti sempre dai consigli regionali, ma potrebbero venire eletti anche figure che non siano consiglieri regionali. È una bella differenza. La preposizione nei cambiata con dai cambia il senso. Comunque sia, al di là di queste motivazioni, molti costituzionalisti suggeriscono che piuttosto di fare una simile riforma che definiscono sciatta, fatta coi piedi, sia più opportuno abolire questo Senato predisponendo opportuni bilanciamenti tra i diversi poteri costituzionali. Mentre in questa riforma sono assenti i famosi pesi e contrappesi tra i vari poteri. Rischiamo quindi di ritrovarci in una democrazia monca che potrebbe consegnarci un futuro poco gradevole con, lo ripeto, un uomo solo al comando, e questa prospettiva è molto pericolosa per la qualità della nostra democrazia. Ci vediamo giovedì prossimo.